Ebbene amici, buongiorno, sono molto contenta di poter parlare oggi con un grandissimo artista che ha vissuto e continua a vivere una vita molto intensa. Sto parlando di Cristiano De André, figlio del grandissimo Fabrizio De André, ma con la voglia di dire a tutti ciò che è stato, che è probabilmente adesso e che sarà. Buongiorno Cristiano, benvenuto. Buongiorno a voi, ciao. Senti, sono tantissimi gli argomenti da poter trattare con te, però vorrei cominciare subito parlando di questo libro, la versione DC, nel quale racconti moltissimo di te, di tuo padre, un padre come Fabrizio De André, del vostro rapporto, ma anche di momenti di grande commozione, come alcuni aneddoti in particolare, magari me ne racconterai qualcuno, tipo quello della canzone Verranno a chiederti del nostro amore. Sì, ci sono tante cose, ci sono i punti salienti della mia vita. Era un modo per far pace con me stesso, con mio padre, anche perché ho avuto dei percorsi dei quali non è stato così semplice poi la nostra vita personale. Però è un libro che stende la pace su tutto e che vuol far pace, quindi in generale poi per me è sempre la stessa cosa, quindi sono catene che si ripetono. In realtà non parlo poi solo di mio padre, parlo della mia vita, racconto la mia vita. È stato un modo per riuscire poi a srotolarla anche nei momenti in cui che avevo, magari quei momenti che avevo rimosso perché fosse un po' doloroso, fosse un po' così evitabile. Come potresti definire la tua vita oggi, Cristiano? Ma la mia vita oggi è serena, per fortuna, proprio per questo motivo qua, perché sono andato a sciogliere, sono andato indietro per questo percorso e quindi finalmente sono arrivato a 50 anni dove sto tirando un sospiro di sollievo e le cose mi stanno tornando e sono finalmente un'altra persona. Con- E quindi varie tappe ci sono volute per arrivarci, però devo dire finalmente meglio tardi che mai. Ecco, vabbè, poi le tappe fanno parte anche della vita, ci sono momenti e momenti, e poi la musica, continui a cantare anche Fabrizio De André, come succede con questo singolo dal titolo Canzone per l'estate, un brano bellissimo di tuo padre e De Gregori, riarrangiato in una chiave completamente diversa, una chiave Cristiano De André. Che ricordi hai di questo brano? E tu riesci a volare o ti manca ancora qualcosa? Ma guarda, l'appuntamento che ho con mio padre è ogni 5 anni, quindi è un progetto che si chiama De André Cante De André e quindi è un tentativo di fare un'opera nell'opera e quindi di vestire mio padre con un mio punto di vista, con la mia musica, con quello che a me piace. Quindi questo è un singolo che precede il tour e quindi è una nuova versione di una canzone che ho visto scrivere perché era un periodo che io ero in Sardegna insieme a loro e loro stavano scrivendo appunto un album che poi sarebbe stato di mio padre, il volume ottavo, e c'era questa canzone per l'estate. Direi che è molto odierna perché la nostra difficoltà è un po' tarparci le ali, anche questo periodo storico un po' che ci conduce a fare delle vite, a non essere sinceri, a non liberarci, a dover sopportare determinate cose, È vero. e magari seguire anche delle cose che sono poco importanti, dei valori sbagliati, tante piccole cose che si vanno ad aggiungere che poi non riescono a farti volare. Dal mio punto di vista sono salvo in qualche modo perché ho scelto la musica dopo averla portata avanti per anni, dopo averla cercata, dopo averla suonata, mi sento finalmente di poterla fare come voglio io, quindi sicuramente è un momento che per me dove riesco a aprire le ali molto di più di prima. Però quello che io oggi mi chiedo è cosa pensa? Cosa pensi, quindi in questo caso tu, Cristiano De André, quando riascolti tuo padre o ricanti le sue canzoni in un momento musicale in cui la poesia, perché tuo padre comunque per me non è, e non solo per me era un poeta, è messa da parte per dare spazio al commerciale? Beh, ma sai, il commerciale c'è sempre stato, quindi uno poi fa i conti e sceglie lui che cosa gli interessa di più. I talent show certo non aiutano soltanto magari a trovare dei bravi cantanti. Io credo che secondo me la De Filippi o chi per lei dovrebbe allargare le vedute, allargare un po' i talent e far sentire dei ragazzi che sanno suonare, che sanno scrivere, quindi speriamo di arrivarci. Ah sì. E poi ognuno deve seguire se stesso, quello che si sente di fare, quello che sente di aver dentro, da trasmettere.
credo che l'importante sia oggi rimettersi un'anima dentro, risentire delle cose, poi riprovare delle emozioni e cercare di comunicarle agli altri. È fondamentale ritrovare questo, non essere robotici, schematici o ragionare troppo sull'arte, perché la musica è pur sempre arte, quindi deve scaturire dall'anima e dalle sensazioni. Quest'anima che deve essere sempre presente in tutte le canzoni, indubbiamente. Tra l'altro tu sei reduce da un Festival di Sanremo nel 2014 con Invisibili ed Il cielo è vuoto, che poi è stato scelto per la gara, che ha trattato degli argomenti molto importanti. Invisibili è molto molto bello secondo me, e infatti hai vinto anche il premio della critica. Ma è scattata da questo brano la voglia di mettersi a nudo anche con il libro? Sì, è tutto l'insieme, diciamo, di questi ultimi anni. Avevo preso appunti sia con In cielo così in guerra, con il mio ultimo album, sia con Sanremo che con questa autobiografia. La voglia di ripercorrere il mio passato, di andare a vedere i motivi miei di cambiamento, di tante cose, quelli dolorosi che però mi sono serviti per poi rialzarmi in piedi e andare avanti. Quindi era un fare pace in generale con delle cose che ancora forse mi tenevano ancorato a delle catene. Invece in questo modo è stata sicuramente una strada per liberarsi, per fare pace. Poi io credo che ognuno di noi abbia sofferto e soffre nella vita. Non è detto che per forza bisogna trovare un capo espiatorio o qualcuno da accusare sempre. Io credo che a un certo momento bisogna fare pace con chi magari lo è stato o con chi si pensa che lo sia stato, e liberarsene, insomma, e perdonarlo. È un libro che stende il perdono, in questo caso, e cerca il perdono da un'altra parte, quindi una catena che vuol scegliere. È un libro che ha di base questo, è stimolante anche per chi lo legge, per fare pace con queste difficoltà, che poi alla fine, se non fossero state difficoltà, non ci avrebbero portato a diventare più forti e più adulti di quello che siamo. È vero, poi chi più chi meno incontra sicuramente nel suo percorso tante difficoltà, tanti ostacoli, poi l'importante è superarli e continuare ad andare avanti, no? Esatto, infatti questo è fondamentale, perché nel momento in cui si superano, si cresce. È vero. Se si pensa che la vita si può vivere senza soffrire, senza dolore, credo che sia impossibile, credo che sia uno sbaglio, perché non è fatto così. Quindi bisogna armarci di forza e di tutto il coraggio possibile, e affrontarlo, andare avanti. Ma se potessi dare un nome alla tua anima, che nome daresti? Un nome alla mia anima? Sì. Un nome alla mia anima, direi che è un'anima che è nata in tempo, quindi un'anima che è giovane da una parte, nata in tempo perché è nata in un periodo dove i valori erano ancora dei valori, e dove certe cose, la pace, l'amore, la letteratura, l'arte, la cultura erano fondamentali, non erano qualcosa di contorno. Quindi la mia anima è riuscita già a riempirsi allora, ed è difficile che quando un'anima si riempie di cose importanti si vada poi a svuotare per il primo che passa, che ti racconta l'inverso. Tornando invece alla musica, un nuovo tour, quindi per portare avanti il progetto De André Canta De André, che partirà appunto il 24 giugno dall'Auditorium Parco della Musica di Roma, e invece prosegue, riproporrai anche ciò che avevi fatto nei 2 album, De André Canta De André, però ci saranno nuovi brani riarrangiati come La guerra di Piero, Via del Campo, so che ci sono nuovi riarrangiamenti e presto un nuovo album. Questo è un progetto che faccio su mio padre, quindi andrà avanti, lo porterò avanti per un anno e mezzo, e dopo ci sarà un mio disco di inediti, e un'opera rock che sto scrivendo, e spero di riuscire poi a fare tutte e 2
uno è vista qui dall'alto. E io sono molto curiosa di ascoltarlo, quindi spero di risentirti anche in quell'occasione. Cristiano, ti ringrazio tantissimo, complimenti per questo libro, la versione DC, perché non sarà sicuramente facile, non sarà stato facile mettersi completamente a nudo, quindi grazie anche per questo. Io mi metto completamente nudo, ci sono anche delle cose divertenti, non parlo solo di mio padre, parlo di me, parlo di un sacco di accadimenti, parlo di mia madre, che era una signora genovese che si chiamava Enrico, parlo di un sacco anche di persone della mia famiglia che sono rimaste magari un po' più all'oscuro, che le faccio ritornare in auge, insomma, le faccio ritornare presenti in questa vita, quindi mi sembrava di doverglielo, perché sono state persone comunque importanti per me. E tante altre cose davvero, davvero divertenti da leggere, che mi sono successe a mio padre, da ridere. C'è un po' di tutto, c'è magia, c'è allegria, sono momenti duri, difficili, però poi dopo c'è salvezza, è salvifico come libro, quindi lo invito a leggere per questo, perché comunque sicuramente non ci si annoia. E saranno in tantissimi a leggerlo, quindi io, Cristiano, ti ringrazio per essere stato con noi e speriamo di risentirci molto molto presto. Ci lasciamo con Canzone per l'estate, ti abbraccio forte e spero veramente di ospitarti presto in studio. Ciao Cristiano! Grazie, anch'io, a presto, grazie.